La Nuorese domani alle 15:30 nello stadio Froghieri affronterà in amichevole l'Olbia che sta per vincere il campionato di eccellenza. Una bella sfida che rimanda ai derby giocati fino a poco tempo fa in C2. Tra i protagonisti di questa annata d'oro dei Verdi Azzurri anche i collaboratori del tecnico Gianni Coccone. Tra questi Graziano Rottelli che oltre a seguire la Juniores ha curato la preparazione atletica. Graziano Rottelli, allenatore della Nuorese insieme a Gianni Coccone, insomma un'annata conclusasi nel modo migliore con la promozione in eccellenza. Direi di sì, i numeri parlano chiaro. Abbiamo chiuso il campionato a 4 partite dalla fine con 16 punti di vantaggio sulla seconda, quindi direi che è un'annata che è partita con qualche difficoltà, con dei giocatori nuovi che sono arrivati un po' fuori condizione, abbiamo avuto bisogno di un po' di tempi di adattamento, però direi che il gruppo ha risposto alla grande veramente. Una squadra che anche adesso che siamo agli sgoccioli continua a correre, a macinare chilometri. Sì, noi abbiamo dobbiamo raggiungere tutti gli obiettivi possibili fino alla fine, anche nelle 4 partite mancanti, perché giustamente dobbiamo essere sportivi nei confronti di tutte le squadre che magari adesso stanno lottando. Quindi come siamo andati a Olbia col Prototondo a fare i 5 reti, a vincere, continueremo a correre sicuramente fino alla fine, fino all'ultima partita.